Dopo 5 anni di amministrazione leghista, il centro-sinistra riconquista a Dolo la guida della città. Il nuovo sindaco, Alberto Polo, si è già messo al lavoro. Domani è in programma una riunione con il segretario comunale per il passaggio delle consegne e per valutare le prime scadenze da affrontare. Fra queste il primo consiglio comunale, che dovrà essere convocato entro 10 giorni. Già domani sera si discuterà per scegliere la squadra degli assessori. È un risultato molto positivo. Dolo ha premiato una compagine che si è presentata come una lista civica e che comunque parte da un lavoro di opposizione nato 5 anni fa. Sui nomi dei papabili non ci sono indiscrezioni, ad eccezione di quella che riguarda il ruolo di vice sindaco. È molto probabile che venga eletto Gianluigi Naletto, il più votato. Il sindaco, dal canto suo, si pone già i primi obiettivi. Il primo obiettivo è quello di riprendere i contatti col mondo dell'associazionismo, il mondo del commercio, perché oggi Dolo risente di uno sfilacciamento di queste realtà. Ma la priorità resta l'ospedale, questione su cui vanno coinvolti anche gli altri sindaci del territorio. Noi siamo per la difesa assolutamente del presidio ospedaliero di Dolo, della struttura di Dolo. È una struttura che ha un valore anche immobiliare tutto da difendere e partiamo da questo dato, dall'esistente per salvaguardarlo, rafforzarlo e dargli un futuro.